facciamo alla fine, giusto? Sì, ma molto... Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti qui quest'oggi. Sono davvero felice, onorato di dare il benvenuto a Barbara Hoffman, a Gianni Poletti, che è responsabile soci e donazioni di ASEM Italia, e la presidente che è qui con noi, Lorella Biasio di ASEM Italia. È una giornata davvero per me speciale perché di fatto inizia una giornata che è un'altra tappa importante di un percorso che potrebbe accompagnarsi con i miei capelli bianchi, ma che inizia nel 2017 ufficialmente, quando ho il piacere e l'onore di consegnare a Barbara Hoffman la cittadinanza onoraria della città di Savazzano. In quel caso ero sindaco della mia città. Da lì tanti progetti, tante iniziative sono state realizzate. Abbiamo avuto il piacere di essere partner e attori, insomma, molto spesso anche affiancare in modo importante molte iniziative anche di volontariato. ASEM è presente sempre sui territori locali della nostra regione, delle nostre città, dei nostri comuni, ma quello che più mi piace raccontare è che è stato un percorso che ha visto traguardi importanti, e sono stati traguardi che sono il frutto di una grande amore e passione, di una grande iniziativa che porta, senza penso offendere nessuno, un nome della sua fondatrice, che è di Barbara Hoffman, fondatrice di ASEM Italia, che insieme con moltissime persone stanno portando il coinvolgimento di tante istituzioni. Una tra queste è la Regione Veneto, che ha affiancato, continua a affiancare, e credo di poter dire sempre di più sta accorciando le distanze, vuole accorciare le distanze con il Mozambico, con iniziative a sostegno non solo finanziarie, ma anche di sostegno comunicativo, sostegno anche e vicinanza come istituzione e come territorio. Un'azione e un'attività, quella di Barbara Hoffman, di ASEM, che porta un'opportunità di vita a tanti bambini che sono molto spesso orfani, che sono in fuga da situazioni disastrose familiari. Molto spesso, io ricordo i racconti di Barbara, anche in occasione di delle serate o delle giornate di illustrazione di progetti, di tante situazioni, e le migliori testimonianze sono state proprio quelle raccontate dalla stessa Barbara Hoffman. Io non mi dilungo di più, se non ringraziare, perché abbiamo l'opportunità di raccontare e portare la testimonianza anche quest'oggi di un percorso che nasce con la costruzione di una struttura di plessi scolastici che forniscono la possibilità a molti bambini di avere un'istruzione e quindi di un'opportunità di vita, e non solo di istruzione, ma anche di opportunità di vita, ma anche e soprattutto di scongiurare quei percorsi che li vedono in qualche modo coinvolti anche la trappola del lucroso mercato degli espianti di organi umani. Quest'oggi abbiamo organizzato la possibilità di avere qui le testimonianze dei dirigenti dell'ASEM Italia, della fondatrice. Abbiamo anche un bel credo video che illustrerà gli interventi che sono stati realizzati, e quelli che saranno realizzati, il nuovo progetto, i nuovi obiettivi che non mancano mai, e che quest'oggi noi andiamo a confermare, perché ASEM ha bisogno del sostegno. È bene che il territorio e chi ci ascolta possa apprendere quale sforzo si sta facendo, e soprattutto, se è possibile, sostenerlo a loro volta. Io direi a questo punto di procedere con il video, se non erro, giusto? Grazie, prego.
Grazie. Ah, sono due. Possiamo? Allora, intanto ancora davvero un benvenuto dalla Regione Veneto. Io lascerei la testimonianza al responsabile con i soci e donazioni Giovanni Poletti per raccontare la testimonianza di questi interventi che io ricordo iniziati con 500 bambini, poi diventati 800, adesso c'è una grande sfida per raggiungere i 1500 bambini in Mozambico. Sì, al centro di Vilanculo. Sì. Prego. Nel filmato visto prima si vedono le varie fasi di costruzione di due realizzazioni fatte, la prima a Beira, dove ci sono due centri di ASEM. Sono state costruite 5 aule, come diceva il commento, per permettere ai giovani, ma soprattutto alle ragazze, di completare il ciclo di studi fino al 12° anno di scuola. Con la prospettiva poi di avere una promozione professionale e quindi di diventare autonomi, indipendenti, entrare nel mondo del lavoro. Il secondo filmato invece riguarda la scuola primaria che è stata costruita al centro di Vilanculo, un centro che è a 700 km da Beira, e questo è importante perché tutti i centri di ASEM sono gestiti da ragazzi mozambicani che sono cresciuti, molti da bambini con ASEM, hanno avuto la possibilità di studiare, di formarsi, di laurearsi e adesso gestiscono in piena autonomia i centri. Questo con l'aiuto naturalmente di tanti sostenitori che ci hanno dato la possibilità di realizzare quello che è stato fatto. Barbara ha avuto molti riconoscimenti in tutto il mondo. L'ultimo è stato il 4 di marzo, è stata accolta dalla comunità Ahmadiyya di Londra, che le hanno consegnato il premio per la sua attività per il progresso della pace del mondo. È un grande riconoscimento come tanti altri, ma io credo che il più bel riconoscimento sia quello di tanti e tanti e tanti sostenitori che hanno creduto e hanno dato fiducia e hanno permesso di realizzare quello che è stato fatto in Mozambico. Grazie. Adesso, se è concluso la testimonianza, io vorrei introdurre Barbara, il cuore pulsante, direi la sensibilità, la passione, il coraggio. Io l'ho conosciuta così, di questo grande progetto, 34 anni in Mozambico, con sì, tanta strada e con tante sfide, alcune vinte e tante ancora altre da vincere, immagino. Giusto. Prego Barbara. Ciò che volevo dire in seguito a ciò che ha detto Giovanni in relazione al premio, non sono io, siamo noi. Siamo noi
che possiamo cambiare le cose, siamo noi assieme, dovunque, che possiamo portare le cose avanti. Dunque sì, mi sono trovata in Mozambico 34 anni fa, per destino, era durante la guerra, si parlava moltissimo di fare qualcosa per i bambini. Ho deciso di fermarmi, di parlare, di farlo. Avevo scritto un progetto che avevo sottoposto al governo mozambicano. Principalmente l'avrebbero accettato, c'era io con la mia buona volontà. Si voleva un'organizzazione, un contratto. Non mi ha fermato quello. Sono tornata in Svizzera, ho creato l'ASEM, l'Associazione per i Bambini Mozambicani. Ho venduto tutto ciò che avevo e 2 o 3 mesi dopo sono ritornata a Beira. Era ancora la guerra, allo stesso tempo c'era una siccità. In 4 anni abbiamo avuto 3 centimetri di acqua e come sempre sono i bambini che pagano il prezzo più alto. Poi abbiamo avuto l'opportunità di avere delle tende. Prima c'era un programma di zuppa. Perché una zuppa? Perché si può mettere poco, molto. Ho chiesto aiuto alla gente. Tanti mi hanno detto vorrei aiutarti, ma io stesso ho poco. E ho detto non hai una mezza mano di riso, un pomodoro? Mi chiedono ma che ti serve? Ho detto se ognuno ci lo desse potremmo fare una buona zuppa. E così fu. Dunque i bambini di strada, bambini della guerra, era il primo scappatoio. Poi abbiamo avuto l'opportunità di creare, di accomodarle in tende e la guerra era finita nel 92 in ottobre. Sono arrivati i caschi blu e da noi abbiamo avuto gli alpini della Giulia. E come sono conosciuti? Che dove vanno non lasciano un buco, però costruiscono una montagna assieme con i nostri ragazzi più grandi, soldati, hanno messo il loro stipendio assieme e hanno poi costruito ciò che è diventato il primo centro post-guerra a Beira. Era una vita poi per migliaia di bambini, fino a quando è arrivato il ciclone nel 99-2000. Dico sempre sì, siamo un'istituzione ufficiale riconosciuta, però prima siamo una famiglia. Invece di avere 10 o 20 bambini, ne abbiamo centinaia, un migliaio oramai. La distruzione del ciclone nell'anno 2000, però neppure quello ci ha fermato. Perché in quanto siamo vivi, viviamo, andiamo avanti, abbiamo potuto ricostruire il centro man mano, questo era il centro di Makurungu, poi nel 98 ancora abbiamo avuto l'opportunità di anche avere un secondo centro, il centro della Manga, per accogliere anche delle ragazze che prima non potevamo mescolare con i ragazzi e così avanti. Era nel 2001 e sono morta. Mi sono beccata la forma mortale di malaria cerebrale, 1 mese nel coma, vissuta ad una macchina per quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, quasi 2 mesi. E ho fatto un bel viaggio, era bellissimo dove sono andata, però neppure lì mi volevano, mi hanno rimandato qua. Ma perché vi racconto questa storia? È perché, come ha detto Giovanni prima, l'ASE Mozambico è gestito dai mozzambicani e contrariamente a ciò che si dice troppo spesso, che quando gli stranieri, i bianchi vanno via dei progetti in Africa, cade tutto, siamo una prova viva che non è sempre vero. Io personalmente difendo moltissimo che è una questione di gestione, una questione di umiltà, una questione di sapere che noi stessi abbiamo ancora tanto da imparare. Noi possiamo sapere ciò che sappiamo, possiamo anche avere 3 PhD, però dove andiamo? Anche trovandoci davanti qualcuno che neppure sa leggere e scrivere, hanno una sapienza, hanno un sapere che noi non abbiamo. E se noi siamo in grado di
condividere, di volere imparare assieme, volere imparare ciò che ognuno sa, possiamo crescere. E ciò che è successo con l'ASEM in Mozambico. E sono capaci, perché hanno l'opportunità, e l'hanno anche preso l'opportunità, di poter gestire, rispettare mutualmente la cultura e le tradizioni dove noi siamo, dove siamo in Mozambico, e portarlo avanti di un modo molto salutare. Usiamo l'arte come metodologia di riabilitazione psicologica, danza, musica, teatro, e facciamo da sempre anche l'agricoltura. Un esempio bellissimo che vorrei condividere con voi. Quando è arrivato il Covid anche da noi, i maestri di danza, di cultura, anche una parte educatori non avevano più bambini con chi lavorare, dunque il seguito normale sarebbe stato che che quei lavoratori perdessero il loro lavoro. Però assieme abbiamo pensato e abbiamo detto: ma perché? Uno ha detto: prendiamo tutti la zappa, andiamo a zappare, andiamo a lavorare la terra, così nessuno perde il lavoro, aumentiamo la produzione agricola e con quello aiutiamo chi non può più venire al centro per mangiare, però che rimane con la necessità. E così fu. Strade ci sono sempre, soluzioni ci sono sempre, a qualsiasi problema, dovunque. Ciò che è importante è che noi accompagniamo il cambiamento, che accompagniamo la trasformazione, perché se non lo facciamo è come voler uscire dalla porta dove c'è la parete, e questo ci crea tante cose negative nel cuore, che poi crea la disarmonia, l'intolleranza. E se noi mettiamo tutto insieme nel nostro cuore per la pace, per la cura anche di se stesso, l'amore che cresce, in pochi giorni potremo avere la pace nel mondo. E questa è anche una parte per quale io sto lavorando molto. Vogliamo tutti che il mondo cambia, e allora facciamo qualcosa e cominciamo con noi stessi, mettendo la positività e l'amore dentro il nostro cuore, affinché un giorno più nessuno avrà bisogno dei nostri servizi, perché staremo tutti bene. Io ci credo. Grazie. Grazie a te Barbara, davvero un applauso, mi unisco a questa testimonianza. Mentre ascoltavo e ripercorrevo insomma anche con la memoria alcune tappe, io volevo fare una domanda. Il lavoro di ASEM il lavoro di Barbara Hoffman e di ASEM è stato un lavoro che insomma racconta la storia di diversi anni, e ha avuto come Regione Veneto oggi suggelliamo anche di fatto un'altra tappa importante di sostegno, e speriamo e ti chiediamo di riportare la vicinanza della Regione Veneto a tutti questi bambini, a questa popolazione, perché per noi è importante ed è un modello che a noi fa molto piacere, perché ha funziona, dove gli interventi che della Regione sono andati a buon fine e quindi hanno raggiunto l'obiettivo, e concretamente sono arrivati a chi si auspicava arrivassero questi aiuti. Però quello che volevo chiedere era questo: in questi anni, con l'ampliamento delle strutture, perché è chiaro che siamo di fronte a una realtà che ha bisogno di tanta istruzione per crescere, per rendere, io credo di poter dire, istruzione vuol dire libertà per questa popolazione, vuol dire consapevolezza, vuol dire sicuramente comunità, vuol dire un altro modo di pensare a una loro comunità per il futuro. Però avete già visto dei cambiamenti, l'impatto di questa attività sta dando i loro frutti, oltre agli interessati anche nel resto della comunità in Mozambico, o è ancora troppo prematuro? Io vorrei dare la parola a Giovanni, che
racconta un episodio e io racconterò il secondo. Va bene. Beh, penso si riferisca a quando sono stato in Mozambico la prima volta nel 2015 assieme a Lorella e Paola. E il primo impatto è stato proprio con l'incontro dei ragazzi che ormai avevano più di 30 anni e che vivevano a Maputo con una famiglia, con un lavoro, con dei figli e che non sapevano come riconoscere quello che avevano ricevuto, ma la parola più comune, quello che dicevano sempre era: se io sono quello che sono è grazie ad Asem, grazie a Barbara, grazie ai padrini e alle madrine di Barbara di Asem che ci hanno permesso di avere e diventare quello che siamo. Dunque, poi Giovanni mi ha riportato quel grande lavoro che Asem che ha fatto, e io ho detto sì, va bene, per dire, come dire a una madre, sì, i tuoi figli è normale, la madre lo fa e basta. Sono passati quasi 10 anni di ciò che ha raccontato e l'anno scorso mi sono fermata quasi più di 8 mesi a Beira, mi trovo piuttosto a Vilanculo, però sono rimasta in fila e lì tanti ragazzi e ragazze, donne oramai, uomini, sono ritornati e mi hanno detto delle cose che hanno imparato 20 anni fa, anche altri 30 anni fa, delle frasi, insomma, la vita che abbiamo potuto creare, come ha detto Giovanni prima. E allora soltanto l'anno scorso io ho capito realmente ciò che Giovanni voleva dire nel 2014. L'importanza, il cambiamento, la speranza, la forza. Tanti sono ritornati e hanno detto: mamma, ti ricordi ciò che mi hai detto? Vabbè, quanti anni fa? 20 anni? Vabbè, che ti ho detto? Ah, tu mi hai detto così, così, così. E ha tirato fuori la frase che ho detto e ha detto: grazie a quello oggi siamo ciò che siamo. E io penso che io stesso mai mi renderò davvero conto ciò che stiamo facendo e che abbiamo fatto. E ultimamente anche ricevo tanti messaggi di uomini e donne oramai a dire: ma noi siamo figli di Asem e siamo oggi ciò che siamo e grazie all'Asem, e ovviamente non si fa niente da solo, ai sostenitori, a chi ci è vicino. Ciò che mi ha marcato, l'esempio che mi ha marcato di più l'anno scorso, e forse come sapete al nord del Mozambico c'è un po' di guerra, ed è uno dei ragazzi nostri che oramai ha 34 anni, non l'ho visto da 15 anni, che ritorna appena dal nord come soldato, e non avevo bisogno di chiederlo niente, era tutto scritto sulla sua faccia. Non ci sono parole del terrore, del terribile, della distruzione. E lui mi guardò e mi fa: sai, io ho pensato di ammazzarmi dopo aver visto ciò che ho visto nella guerra come soldato, però non l'ho fatto perché c'è una persona al mondo che mi ama, che sei tu, mamma, e grazie a quello non mi sono ammazzato. Dunque abbiamo lasciato dei semi, abbiamo cambiato tante vite e questo a tutti i livelli, umano, psicologico, accademico, eccetera. E per questo è importante che questa famiglia Asem sempre va avanti, che mai si fermi, né in Mozambico né qua, perché abbiamo davvero dato vita a tanta gente. Grazie Barbara. Io concluderei questa magnifica conferenza stampa, questa magnifica testimonianza, giornata qui a Palazzo Farofini in sede del Consiglio regionale Veneto,
abbiamo pensato di poter consegnare un presente che possa essere diciamo un segno tangibile da portare in Mozambico a nome di tutta la Regione Veneto per ringraziarvi e ringraziarti di questo, del lavoro svolto. È una targa che possa raccontare quanto ci teniamo al tuo lavoro, al tuo impegno, al tuo sacrificio, ma insieme a tutti, tutta l'ASEM Italia, e soprattutto chiamerei anche la Presidente Laila Biasi che venga magari qui con noi, così te lo consegniamo ufficialmente, appoggiamo magari il microfono. Grazie per tutto quello che avete fatto, la Regione è al vostro fianco e a nome della Regione ho questo privilegio di consegnartela oggi. Grazie ancora. Grazie dal cuore.